Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi giovedì 27 gennaio. Oggi è la giornata della memoria 2022 in ricordo di tutte le vittime dell'eccidio compiuto dai nazisti e dei loro alleati. Una delegazione del comitato ANPI di Chioggia per l'occasione si recherà a Padova, dove verrà collocata una pietra d'inciampo in memoria di Paolo Soulevi, il quale, intellettuale padovano, venne arrestato a Chioggia il 5 dicembre del 1943 e deportato ad Auschwitz, mai più ritornato. La cerimonia si svolgerà in via dei Fabbri e avrà inizio alle 10:50. Come tradizione, la pietra d'inciampo verrà collocata davanti all'ultima residenza conosciuta. Insieme a Levi venne catturato anche Cesare Caimi, genovese, la cui storia è diventata un romanzo epistolare. A Chioggia, alle ore 16, il sindaco Mauro Armelao, per rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto, apporrà una corona di alloro presso la targa con i nomi dei deportati chioggiotti nei campi di sterminio nazisti alla Biblioteca Civica Sabadino. La decisione di fermare il finanziamento di 538 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, che avrebbe consentito la ripresa dei lavori, secondo il consigliere Dolfin, costituisce per la città di Chioggia una vera e propria doccia fredda. Secondo appunto Dolfin, non solo in quanto si stoppano i lavori che si attendono direttamente per completare il Mose, ma anche per tutto l'insieme delle opere di compensazione, tra cui le conche di navigazione. Ciò in barba alle rassicurazioni fatte dai rappresentanti del Mise al sindaco Armelao dopo l'incontro dello scorso dicembre a Roma. Tutto ora rimarrà fermo, senza che venga tenuta in nessuna considerazione la sicurezza altrui, come afferma Dolfin. Si cerca di salvaguardare ambiente, laguna, il patrimonio storico-culturale dai danni che può provocare l'acqua alta, ma tutto ciò non può compromettere gli accessi e le uscite dal porto. Per le marinerie non è ammissibile rimanere in balia delle chiusure nell'impossibilità di rientrare nel porto nei tempi previsti. Qui ne va della sicurezza di chi va in mare. Le conche di navigazione dovevano essere realizzate prima che il Mose fosse completato, un'opera unica al mondo, quale il Mose, privo dell'elemento necessario in tutti gli accessi. Non sono state infatti portate a termine in nessuna delle tre bocche di porto. Per la tutela della categoria dei pescatori, il sindaco Armelao aveva chiesto al MIPAF di poter conteggiare le ore effettive di lavoro o ottenere rimborsi delle perdite dovute al Mose. La categoria ha deciso di tutelarsi nominando un proprio rappresentante legale che difende i diritti appunto della categoria stessa. Chi sbaglia paga e non è giusto che finisca col pagare chi non ha diretta responsabilità e che a sua volta è vittima del sistema. Molti sono i cantieri fermi in città dovuti all'interruzione dei lavori del Mose, continua Dolfin, nei quali è impegnato il Consorzio Venezia Nuova, attualmente fermi, dallo sbarramento per il Cuneo Salino alla riqualificazione dei ponti pedonali in Canalvena. Una vicenda legittima, conclude Dolfin, ma non fa vedere chiarezza sul complesso e getta ombre sulla conclusione dei lavori stessi. Cosa ancor più grave adesso, momento in cui la città è al centro dell'attenzione nella stampa internazionale. A riguardo il consigliere Dolfin, capo dipartimento pesca, ha presentato una mozione chiedendo alla giunta regionale un impegno nei confronti del governo per garantire il completamento di tutte le opere di compensazione del Mose e sottolineando gli altri interventi che ne stanno facendo le spese. Si tratta delle opere di mitigazione, di salvaguardia, di bonifica e di compensazione. Ricorda Dolfin che anche le opere per la tutela della Basilica di San Marco fanno parte di questa serie di interventi e che sono anch'essi bloccati. L'azione di controllo degli organi giudiziari è necessaria nell'ottica della trasparenza e nella tutela dei soldi pubblici, ma, conclude il consigliere, non è ammissibile che opere faraoniche uniche al mondo siano bloccate da anni. Ora la situazione vede i cantieri ancora fermi, i tempi per la conclusione dei lavori si allungano. Un'incapacità di gestione di cui nessuno si vuol prendere la responsabilità. Ora la politica tutta deve fare la propria parte per tutelare l'immenso patrimonio storico-culturale e ambientale che caratterizza Venezia e la sua laguna.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ieri ha confermato il cronoprogramma del completamento del Mose, a 18 mesi dalle opere civili ed elettromeccaniche a partire dal prossimo mese di marzo, allegato al settimo atto aggiuntivo della convenzione tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto e il concessionario Consorzio Venezia Nuova, inviato alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Un tempo più lungo, precisa una nota del MIMS, è previsto soltanto per quelle opere che, come la conca di Malamocco, hanno subito danni dovuti a cause esterne. L'atto aggiuntivo, precisa il MIMS, stabilisce che la fase di avviamento, test collaudo e consegna allo Stato, già iniziata, avrà una durata complessiva di 4 anni. Data la caratteristica sperimentale del Mose, questa fase proseguirà anche dopo che l'opera sarà completata. I cantieri, aggiunge il Ministero, potranno riaprire una volta risolta la fase di criticità finanziaria che sta attraversando il concessionario Consorzio Venezia Nuova, entro quindi il 28 febbraio, questo da fonte ANSA. Il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova ha programmato un progetto dal titolo Sepoline, che si dovrà svolgere presso la parte interna della lunata del porto di Chioggia. Fino al 30 giugno il Dipartimento posizionerà nei pressi della lunata una struttura, il cui utilizzo sarà quello di raccogliere e facilitare la schiusa delle uova di seppia. La struttura avrà una lunghezza massima di 125 metri. Nel periodo in cui questa rimarrà posizionata, come da ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Chioggia in data 21 gennaio, le unità in transito dovranno prestare la massima cautela e di stare almeno 200 metri dalla barca messa a disposizione al Dipartimento, in modo che il moto ondoso provocato dal passaggio delle altre unità da pesca non crei movimenti ondosi che disturbino lo svolgimento di attività di ricerca. La nuova tensostruttura, che è stata collocata in Val d'Ario nell'area portuale, da oggi attiva come drive-thru, punto tampone. Qui si accede previa prenotazione a bordo della propria auto. A quanto afferma il direttore della ULSS Tre Serenissime Edgardo Contato, la struttura è il risultato di una collaborazione tra amministrazione civica, autorità portuale e azienda sanitaria per risolvere un problema che stava diventando un problema di ordine pubblico a causa delle code degli assembramenti. In questo momento nella struttura si possono effettuare 200 tamponi al giorno, ma in caso di necessità una seconda linea già pronta farebbe salire il numero dei tamponi effettuabili a 400. La sede per i tamponi è stata innalzata in una settimana e in questo Contato ha dato il merito a chi ha saputo organizzare il tutto, ringraziando inoltre coloro che presidieranno la struttura stessa. Presente anche il presidente dell'autorità di sistema portuale Fulvio Linneo Di Blasio. La realizzazione della struttura nasce da una reale necessità della città che il sistema portuale non ha potuto fare a meno di cogliere, mettendo a disposizione il terreno dove collocarla e mettendola a disposizione almeno per un paio di mesi. Intervenuto anche il sindaco Mauro Armelao, che ha dato molto valore all'importanza di avere una squadra che lavora unita. L'iniziativa è stata obbligata dopo aver visto i disagi che la cittadinanza stava affrontando nella sede presso l'ospedale e dopo aver verificato che in quella sede non si sarebbero potute portare adeguate migliorie. Dopo una riunione si è fatta squadra a cui ha partecipato immediatamente anche la Capitaneria di Porto, emettendo subito un'ordinanza. Per chi si lamenta sulla scelta delle tempistiche, l'essere ancora in uno stato di emergenza in continua mutazione fa sì che le scelte vadano ponderate a mano che si presentano le opportunità. Ora questa soluzione sarà collaudata qualora se ne ripresentasse la necessità. Al momento dimostrerà la sua utilità anche alleggerendo le attività dell'ospedale. Anche se continuano le infezioni e ci sono le nuove varianti, e continua anche, diciamo, le progettazioni e le nuove armi contro appunto le nuove varianti.
sul New York Times c'è un articolo, leggiamo praticamente pari pari, in cui Moderna annuncia che sta progettando un booster, un richiamo specifico per Omicron. E questo annuncio di Moderna arriva proprio il giorno dopo in cui anche Pfizer e BioNTech avevano dichiarato di aver iniziato uno studio specifico per Omicron. Su questo annuncio Moderna ha anche spiegato i risultati di un piccolo studio di laboratorio in cui praticamente è stato dimostrato che la protezione contro diciamo, le infezioni da Omicron è destinata a svanire nel corso di 6 mesi. Infatti, dopo una singola dose dell'attuale booster, il livello di anticorpi a Omicron aumenta sì di circa 20 volte, però tuttavia dopo 6 mesi questi livelli scendono di oltre 6 volte e quindi praticamente c'è la necessità diciamo, di contrastare queste diciamo, varianti del virus. Comunque, anche se Omicron è ormai è dimostrato, abbiamo visto anche qua nelle nostre parti, che chi comunque è vaccinato anche con la terza dose viene infettato, quindi sebbene Omicron è in grado di eludere gli anticorpi provocati dai vaccini autorizzati, comunque rimane comunque una forte protezione contro il ricovero e la morte. Questo studio, diciamo, verrà fatto su un gruppo di 600 adulti, di cui la metà tutti volontari, la metà dei quali hanno ricevuto 2 dosi e altri che hanno ricevuto più dosi di richiamo. Quindi diciamo un'ulteriore arma che verrà sviluppata nei prossimi mesi, ma insieme anche a quelle che ci sono già diciamo per anche alcune medicine specifiche, quindi è un po' tutto in evoluzione, quindi ci sono le nuove varianti, ma ci sono anche le nuove armi che ci daranno la possibilità di fronteggiare queste ulteriori diciamo purtroppo infezioni. Jonathan Montanariello, consigliere regionale per il Partito Democratico, ringrazia i volontari che ieri mattina erano presenti al nuovo punto tamponi drive-thru in Vial Dario. Questi, sottolinea il consigliere, svolgono un lavoro importante, soprattutto ora visto che il boom di richieste di accessi ai punti tampone. Grazie a questa struttura la situazione verrà a pesare meno sull'ospedale cittadino, riducendo le code, le attese e le tensioni che ne derivano. Secondo Montanariello è un errore quello che sta facendo l'ULSS Tre Serenissima chiudendo il libero accesso ai punti tampone. Il porto di Chioggia, con quello di Venezia, fa parte dell'Autorità Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale. A dicembre scorso è stato adottato il piano strategico dedicando una linea di sviluppo allo scalo Chioggiotto. Ora si può fare piena attuazione al sistema portuale, a quanto ci riferisce il presidente della stessa, Fulvio Linneo Di Blasio. La Corte dei Conti ha accompagnato l'ente in un percorso istituzionale che ha permesso un perfezionamento a livello demaniale. Il sistema ora sta subentrando alla precedente ASPO, Camera di Commercio, mettendo anche in regola le risorse umane e diventando pienamente operativi sullo scalo Chioggiotto. L'ente può continuare ora l'attività di dragaggi, l'approfondimento dei fondali di linea con quanto previsto dal piano regolatore portuale, ma può anche cominciare a sviluppare 2 progetti, la parte cargo e la parte crociere. Sulla parte merci cargo ci sono già investitori che stanno operando, altri stanno valutando se fare business a Chioggia. Discorso diverso è quello della croceristica che ora l'ente sta valutando con il sindaco, un progetto di valorizzazione della destinazione che costituisce un nuovo metodo per dare risalto al territorio. Si tratta
parte di crociere, crociere fluviali e turismo slow che potrebbero diventare un fulcro identificativo del nostro turismo, non servito ad altri. Potrebbero arrivare navi per crociere o fluviali di stazza compatibile con i fondali. Le stesse potrebbero arrivare già in primavera. Inutile e prematuro fare un confronto con i numeri di Venezia. Chioggia ora si sta parlando per quanto riguarda la crocieristica di una specie di start-up. Il turismo fluviale, a cui l'autorità di sistema sarebbe interessata, sarebbe un turismo anche di fascia alta, fatto di pubblico che può interessarsi anche ad essere partecipativo nei processi di sviluppo locale, mentre con le navi un po' più grandi che possono arrivare a Chioggia, pacchetti di offerte molto variegati, vista l'offerta variegata che offre lo stesso territorio, un progetto quindi in via di sviluppo. Giuliano Godino, memore di un'esperienza già fatta con le navi da crociera, qualcuna nel passato infatti è già arrivata a Chioggia nei limiti delle lunghezze e del pescaggio del porto. È già presente una nutrita flotta di navi fluviali marittime che da anni fanno scalo al nostro porto e dalle quali c'è già un indotto che trae beneficio. Per quanto riguarda invece le crociere non fluviali, Godino si chiede se Venezia sarà disponibile a dirottarne qualcuna a Chioggia, visto che ora nella stessa Venezia non possono più accedere. A Chioggia l'attività crocieristica è sconosciuta a livello imprenditoriale e necessiterebbe quindi di una spinta da parte di Venezia. Allora, stiamo parlando di qua di Elisa. Ciao, Elisa, benvenuti. senti, togli della mascherina, dai, tanto io ho questa FP2, siamo Sì, distanti, dai, io vabbè. sono super vaccinata. Intanto complimenti che col video che ti abbiamo fatto, hai fatto un successo enorme, bisogna che ti utilizziamo qualche altra volta per qualche altra cosa. Ho visto, grazie, anche merito vostro. Sono contentissima e anche perché ho visto i dati, i numeri, sono super contenta. Adesso mostraci uno dei tuoi articoli. Volevo presentarvi un articolo che noi teniamo da Lily Bijou, che è la collana del momento, la collana nome. In questo caso è il mio nome perché me la sono Mi presa sembra per giusto. me. Però se qualche cliente, visto che va di moda, ha bisogno di una collana con il nome suo, basta che mi contatta nei vari social, Messenger, WhatsApp o in direct, Certo. e io giro il nome al fornitore e in 2 o 3 giorni la collana arriva. Ci tengo a dire che è in acciaio inossidabile, quindi uno può andare al mare, uno può andare, che rimane sempre bella, se vuoi riprenderla di nuovo, è molto bella. E quindi ha un prezzo, lo posso anche dire, questa collana costa 25 euro e devo dire che è prezzo qualità ottimo. E niente, per qualsiasi informazione contattatemi pure in privato, insomma. Tanto ti ringrazio ancora perché grazie a te il mio negozio comunque sono arrivate persone nuove e spero sempre di più man mano che quando vuoi passa. Certamente. Sei ben accetto e niente. Grazie. Grazie a te. Per quanto invece riguarda il porto offshore, a quanto afferma Di Biasio, in questa prima fase sono state ricevute 11 domande di partecipazione. Entro maggio ne verranno scelte 3, dando il via alla seconda fase, in cui le proponenti saranno invitate a presentare una proposta di fattibilità tecnica ed economica e verranno richiesti alcuni approfondimenti tecnici che andranno consegnati entro la fine dell'anno 2022. La proposta scelta sarà resa nota quindi entro giugno del 2023. Il porto offshore dovrebbe essere composto da 2 parti, la parte crocieristica sopra le 40.000 tonnellate e la parte containers per le linee transoceaniche. Un progetto ambizioso per il quale si nutre anche tanta curiosità. Una procedura non molto sperimentata in Italia, scelta dal governo per dare la più grande espressività a tutte le tecnologie che la andrebbero a comporre, per vedere quali metodi alternativi ci potrebbero essere per portare i traffici al di fuori della laguna per la tutela di tutti gli aspetti della stessa. Godino ritiene che il V-Gate veda la Cina interessarsi e che non avrebbe problemi economici per la sua realizzazione, ma che dovrebbe considerare nella stessa anche i collegamenti viari e le infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nel territorio e molto carenti.
scusare perché avevo visto questo negozio aperto già da un po' di tempo, ero passato un po' di volte ma sono sempre in corsa, poi ogni volta che vengo qua c'è una sirena che passa e quindi sono scappato e quindi sai, noi cerchiamo notizie. Porti fortuna, dai. Però sono riuscito a entrare l'altra volta, ho visto qui un sacco di caramelle, tante anche tutte le mandorle caramellate, tutte queste cose qua, sì. E so che ci sono anche tante offerte. Ci sono anche tante offerte, sì. Beh, adesso abbiamo dei panettoni, gli ultimi pezzi proprio li abbiamo messi a 10 euro, ma abbiamo noi di solito dei panettoni con lievito madre, molto molto buoni, di pasticceria di livello. Poi abbiamo anche questa offerta fantastica secondo me, perché vai a risparmiare. È una candy box, praticamente sono 1,2 kg di caramelle, 12 gusti assortiti a vostra scelta, potete scegliere, e costa solo 18,90 euro, quindi al posto di 2 euro letto andreste a risparmiare sui 5 euro, quindi diciamo un bel risparmio, e anche comunque oltre al risparmio una bella sorpresa, anche una bella così per fare un po' di colore su queste giornate un po' grigie ultimamente, ecco, si può sposare bene, ecco, anche per i E bambini. quindi chi vuole tirarsi sul morale viene qua e caramelliamo e ha questa montagna di caramelle per sole? Ecco, per soli 18,90 euro. Ma il porto offshore che verrà realizzato al largo di Malamocco cosa provocherà al mondo della pesca? Come tutti gli impianti e le strutture che vengono realizzate in mare, apporterà significativi cambiamenti. Dovranno essere scavati canali di navigazione nuovi per navi con pescaggio notevoli. Saranno aree che saranno interdette alla pesca, almeno fino a 10 miglia dalla costa. Alcune unità da pesca non potranno quindi più esercitare nell'area, con danni sostanziali, come le unità da pesca che vanno a fasolari. Queste probabilmente avranno indennizi, potendo provare che viene loro interdetta proprio l'area dedicata alla loro attività. Indennizi che non potranno ottenere invece pescherecci che vanno a strascico, in quanto non calano la rete sempre nello stesso tratto di mare. Altri problemi alla pesca potrebbero essere eventuali sversamenti di idrocarburi, ma lo stesso traffico navale potrebbe disturbare la vita o lo sviluppo della vita nei fondali. La conclusione di uno dei più rappresentativi pescatori della flotta Chioggiota, Roberto Penzo, Tanfa, armatore: il porto offshore si farà, sono anni che se ne parla, si spera che prima di cominciare a realizzarlo si parli con il comparto ittico, se ne discutano e si cerchi di risolvere le eventuali problematiche prima che queste danneggino un settore già in difficoltà. L'educazione civica, la tutela dell'ambiente la si impara già da piccoli dando il buon esempio. L'insegnamento fatto passando dalle parole ai fatti è quello che resta più impresso, ed è quello che un papà, Daniel, ha voluto dare al suo bambino ieri facendo la pesca con la calamita, acchiappando così ben 3 biciclette mentre altre 2 restano ad aspettare il prossimo passaggio. Riccardo, il bambino, si è sicuramente divertito recuperando dal fondo dell'Usenzo, dal lato di Borgo San Giovanni, 3 rottami di biciclette, e sicuramente la giornata gli resterà impressa nella memoria. Il Partito Democratico, sezione di Cavarzere, con una nota chiede che la fusione con il comune di Cona vada discussa con la cittadinanza e che non vada imposta. I consiglieri di minoranza del comune di Cona, con una mozione, hanno chiesto al sindaco Aggio di non dare l'avvio alla fusione tra i 2 comuni.
Questo a causa di una presa di posizione del sindaco di Cavarzere Munari. Dagli atti risulta infatti essere già stata presentata una manifestazione di interesse da parte di Cavarzere per dare in affidamento lo studio di fattibilità del progetto senza un confronto però con l'amministrazione di Cona e senza tenere in alcuna considerazione le perplessità espresse dallo stesso sindaco di Cona sulla buona riuscita della fusione stessa. Secondo il Partito Democratico locale, il sindaco Munari ha sminuito il ruolo dei cittadini in questo contesto, anche a causa della scarsa partecipazione della cittadinanza stessa al sondaggio che era stato proposto. Gli esponenti del Partito Democratico si dicono favorevoli a un percorso di fusione, ma a patto che vada coinvolta la cittadinanza, illustrando i pro e i contro dell'operazione, eventualmente cercando di convincere gli scettici. Se ciò non dovesse accadere, qualsiasi progetto di aggregazione di funzioni o di fusione sarebbe destinato a fallire. Nell'ottica di realizzare un risparmio di spesa incrementando l'efficienza, il governo aveva previsto la riduzione degli uffici del giudice di pace. Si decideva quindi la soppressione di alcuni uffici, tra i quali quello di Chioggia e di Cavarzere, proponendo però agli enti locali la possibilità di mantenerli a proprie spese. Chioggia aveva ritenuto opportuno mantenere l'ufficio, nonostante quindi tutte le spese sia di funzionamento, di erogazione di servizio e del personale amministrativo. Allo stesso ufficio veniva data competenza anche per i territori del comune di Cavarzere e di Cona. Uno dei progetti finanziati dall'Unione Europea prevede la realizzazione del progetto complesso Uffici di prossimità 2018-2023, prevedendo la realizzazione di servizi orientati alle esigenze del cittadino, detto ufficio di prossimità, che richiede di utilizzare gli sportelli degli uffici del giudice di pace per erogare servizi quali il front office e il back office, e la realizzazione dello sportello di prossimità per il quale è prevista la collaborazione con gli enti locali, in modo da semplificare l'accesso ai servizi di giustizia alla cittadinanza. Nel contempo, la legge regionale stabilisce che la Giunta debba favorire la realizzazione di sistemi d'ascolto per chi vive situazioni problematiche o di disagio a livello di movimento o psichici, anche da remoto o in videoconferenza. L'amministrazione ritiene quindi opportuno e necessario istituire uno sportello di prossimità presso la sede locale del giudice di pace, formalizzando accordi con il Tribunale di Venezia e con la ULSS Tre Serenissima. Oggi, giovedì 27 gennaio, la farmacia di turno è la farmacia San Michele, in via Padre Emilio Vitturini. Con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e se volete passate in negozio. Ciao a tutti!